Benvenuti a La Taverna Friuli Podcast, il podcast di riferimento sui vini del Friuli Venezia Giulia. Io sono Wayne Young, il vostro host. Ogni settimana ci troviamo qui per chiacchierare in un modo semplice e rilassato con vignaioli e altri personaggi di questa sottovalutata regione di Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Bentornati amici di Vini Friulani, e questa settimana abbiamo la Taverna Friuli Formaggio. Sì, non Friuli Wine, Friuli Formaggio. Il mio ospite questa settimana è Michele Gortani di Latterie Gortani. Michele Gortani, Cheese Dreamer, come è scritto sul suo profilo di Instagram. Se siete mai stati ad un evento qui in Friuli Venezia Giulia, c'è questo ragazzo molto tenero, molto easy, molto interessante, con questi occhiali rotondi, che va in giro con grandissima energia e grandissimo orgoglio di proporre i suoi formaggi. Hai conosciuto già Michele Gortani. Prima di andare avanti con questa conversazione con Michele, che mi è piaciuto tantissimo, volevo dare un saluto a Tommaso. Tommaso è un ascoltatore. Grazie tantissimo per il tuo ascolto e il tuo saluto, perché noi siamo incrociati per caso ad un distributore vicino a Pavia di Udine, e volevo dire e dare un speciale saluto a Tommaso. Grazie tantissimo. Se mi vedi in giro, spesso ce l'ho il mio cappello di La Taverna. È sempre un grandissimo piacere di sentire delle persone che ascoltano La Taverna. Allora, dire ciao se mi vedi in giro bevendo o mangiando a Udine. Mi piace salutare le persone che mi ascoltano. E allora ti lascio adesso con questa bellissima conversazione, che questa settimana parliamo di formaggio e un po' di vino, con Michele Gortani. Mi dispiace tantissimo perché se c'era il mio amico Riccardo, che è una di queste persone che ama il formaggio, è proprio innamorato, e sicuramente lui conosce i tuoi prodotti. Di dov'è? Lui è di Udine, vicino a Tavagnaco, però lui è sempre quello che viene a casa mia con un pezzo di formaggio dentro sì, e lui dice devi assaggiare questo. E allora non vedo l'ora. Cosa stiamo assaggiando, Michele? Perché allora, questo ha un aroma fantastico. Fantastico. Sì, incredibile. Mi fa impazzire. Sì. E allora questo formaggio? Allora, stiamo assaggiando un formaggio che è un po' la mia soddisfazione, un po' l'espressione di me in questo momento. Ah, ok. Quando, diciamo, i piccoli produttori come me fanno qualcosa, creano qualcosa, di solito è una parte di loro che viene tirata fuori, no? Si spera. Sì, anche soprattutto in questo mondo devi sapere che non è una professione questa, no? Perché come si definisce allora, se non è una si professione? definisce un'arte. Un'arte. Sì, si chiama arte casearia. Ok. Non è sciovinismo, è proprio, si definisce così da secoli. Insomma. Ok. E perché la si definisce così perché proprio il fatto di partecipare a una creazione in cui ci sono tantissimi elementi che possono variare e cambiare totalmente il risultato finale con degli spostamenti minimi. Ok. Per esempio, dammi un esempio. I gradi della temperatura con cui si coagula il latte, ad esempio, incidono moltissimo poi sul risultato finale. Magari oggi è un po' più semplice perché abbiamo gli strumenti per osservare, per fare, per controllare, eccetera. No? Ma se tu pensi al 1200, l'anno in cui viene scoperto o viene scritto del Montasio, ok. c'era il termometro.
devi usare la dita e si dice, questo è il dito, e il gomito, esatto, ok. Il Casaro usava il gomito e vedeva quando era la temperatura corretta e metteva il caglio, insomma, poi dopo non c'ero, quindi non posso dirti come veniva fuori il risultato, però insomma era un po' un'alchimia, no? La cosa. E per anni la cosa è stata un po' particolare, perché trasformare il latte in cagliata, sai, dopo c'erano periodi un po' bui di questo mondo in cui le persone che trasformavano le cose erano viste un po' male. Ok. Abbiamo passato anche questo. Però insomma, ecco, il discorso dell'arte è un po' il discorso di portare fuori se stessi all'interno di un prodotto. Sì, perché deve essere un'espressione del creatore di questo arte, no? Questa è proprio la definizione di arte, un'espressione personale. Sì. E che cos'è di questo formaggio? Questo formaggio, in questo momento qua ti dicevo appunto, è un'espressione di me, è un formaggio pasta morbida, come hai sentito magari. Buonissimo. È latte intero non pastorizzato, quindi l'espressione massima, diciamo, della nostra azienda. Pacche alimentate solamente a fieno, senti l'odore del fieno che mi sono portato dietro, perché ormai vado in giro con una busta col fieno. E questo prodotto rimane per 10 giorni, 15 giorni all'interno della nostra azienda, e poi dopo fa un passaggio importante, doloroso, ma se ne va su all'interno della miniera di Cave del Predil, a Tarvisio, e lì abbiamo creato una cella madre di affinamento, e lì dentro ci sta per 5 mesi. Questo formaggio in particolare ci sta per 4-5 mesi. 5 mesi. E allora questo e per questo ha questa forma, questo aspetto un po', non lo so, sembra una roccia praticamente, sembra un pezzo di ponga quasi. Sì, diciamo che sì, ecco, come ti dicevo prima, è la massima espressione di me in questo momento, cioè il fatto di passare dei periodi un po' particolari e di trasformazione, però poi dopo, anche se sei nel buio profondo in te stesso, fai queste, com'è anche la miniera buia, e sembra di andare in un posto in cui perderai tutto, finirai, invece poi esci e sei trasformato dentro. Cioè esternamente non so quanto bello sia esterno, anche se alcuni mi dicono che sono belle anche le rughe. Se tu vedi, è una metafora vivente questo formaggio, perché è rugoso, vedi quante rughe ha, vedi i colori della pelle che sono cambiati profondamente, che sono mutati, che hanno trasformato, no? E quindi magari, cioè, non lo considereresti, se non andassi a fondo, a assaggiarlo a fondo, magari non lo considereresti, no? Invece poi lo assaggi, non so, dimmi tu cosa hai provato. È stupendo, è veramente bello, Dimmi, che cos'è di questo ambiente che cambia il formaggio rispetto di, non lo so, tenere in casa? Che cos'è di quell'ambiente che è così importante che diventa diverso? Allora, assolutamente, tolta la parte poesia che è fondamentale, ma tolto quello, se rimaniamo alla parte semplicemente di trasformazione biochimica, se vogliamo, è un ambiente perfetto per i formaggi. Cioè è come se noi andassimo alle Maldive e rimanessimo lì a vivere tranquilli. Perché io rubo un altro pezzo. Vai. Perché l'umidità e la temperatura sono costanti, quindi abbiamo un'umidità molto molto alta, e il formaggio ama umidità molto alte. Qua siamo attorno al 95-98% di umidità, praticamente piove dentro, piove sempre, costantemente. Infatti abbiamo la necessità di avere un tetto sopra il formaggio perché non si bagni. E la temperatura è costante, sono 8-9 gradi, 7-9 gradi, per cui è costante tutto l'anno. Quindi tu d'estate vai dentro e sei contento, d'inverno, di la verità, vai dentro e sei contento, perché fuori di solito ci sono meno 4, meno 5 da quelle parti, perché sono le zone più fredde della nostra regione. E poi c'è l'assenza di luce, cioè per alcuni la luce è importante, però per il formaggio sono diciamo fotosensibili, il formaggio è fotosensibile, per cui Really? Sì, veramente? Sì. Questo non sapevo. Assolutamente. Diciamo uno dei problemi più grandi del formaggio è proprio quello dell'esposizione al sole, alla luce del sole, e quindi è un po' quando ne esce fuori, poi dopo è il massimo dell'espressione di quel prodotto lì, insomma, se vogliamo, no? La differenza uno potrebbe dire: ma che cazzo sei andato a fare? Cave del Predil, miniera? Ok, ti avevo già detto che quella è una cosa mia personale e mi sta aiutando tantissimo dal punto di vista personale, ma a prescindere da quello
è l'unico posto dove c'è, diciamo, la possibilità oggi di stagionare un formaggio evitando la forzatura. Cioè noi possiamo tenerlo anche in cella a casa, però per tenere quell'umidità e quella temperatura lì dobbiamo entrare dentro con compressori, dobbiamo entrare dentro con il circolo d'aria, eccetera, e questo comunque danneggia il prodotto, no? Ok. Sì, lo danneggia perché comunque asciuga la crosta, perché insomma poi dopo anche a livello, ormai il cambiamento climatico ormai è un po' dappertutto, è visibile, e devo dirti la verità che durante il periodo estivo i motori delle celle impazziscono, perché comunque lavorano tantissimo per tenere queste temperature, queste umidità. Quindi allora è anche rispetto per l'ambiente. In questo modo non devi usare tutto questo corrente per creare un ambiente che esiste già in natura. Assolutamente. Assolutamente. Okay. Noi, uno dei motivi per cui abbiamo creato questo progetto, oltre a quello sociale e a quello, diciamo, gastronomico, è l'impatto ambientale. Facciamo un passo indietro e parliamo un po' dell'azienda in generale. Dopo voglio parlare particolarmente da te e tuo ruolo dentro l'azienda, ma Fattoria Gortani è ovviamente un'azienda storica. Parliamo un po' dell'inizio di questo progetto. Allora, Fattoria Gortani, diciamo, la famiglia Gortani inizia ad allevare animali, quindi quello è il core business della fattoria, è sempre stata, diciamo, più che il core business, la mission, parlando in termini inglesi. Cioè, fin dalla generazione di mio nonno, loro sono stati, diciamo, degli allevatori, quindi avevano questo focus sull'allevamento di razza bruna, quindi hanno importato dalla Svizzera i primi animali di razza bruna, e nella zona montana, Tolmezzo, Arta Terme. E quasi da subito hanno anche iniziato ad avere l'alpeggio, quindi facevano durante il periodo estivo, avevano la malga, prima Malga Meledis che è da parte di Paolaro, e poi dopo noi negli ultimi 30 anni abbiamo avuto Malga Pozzoff sullo Zoncolan fino a pochissimo tempo fa. Non trasformavamo, facevamo trasformare, a parte il periodo estivo, che eravamo trasformatori diretti, ma durante il resto dell'anno facevamo parte di varie latterie cooperative nel trascorso degli anni, quindi prima latteria Turnaria, si produceva nel paese il formaggio, dopo siamo entrati a fondare Latterie Friulane, siamo uno dei 15 soci fondatori di Latterie Friulane. E quindi poi, diciamo, facevamo trasformare ad altri, poi, diciamo, con gli anni, pare 88, 90, potrei dirti una cifra, e abbiamo iniziato a trasformare in casa, abbiamo iniziato a trasformare noi anche durante il periodo invernale, a creare formaggi. Ho imparato io a far formaggio all'inizio in famiglia, e quindi io avevo 14 anni che sono andato a imparare a fare formaggio. Com'era quell'esperienza come un 14enne? Ma non ero, cioè, devi capire che sono sempre stato responsabilizzato, quindi non posso dirti oggi, cioè non dobbiamo guardare oggi, dobbiamo guardare come un 14 anni della mia generazione. E del mio mestiere, cioè tantissimi della mia generazione, all'interno del mio ambiente a 14 anni sanno che si dovevano sobbarcare responsabilità, no? Io a 14 anni sono andato a imparare a far formaggio perché il giorno dopo dovevo far formaggio. Quindi poi dopo, come ti accennavo più volte, insomma, ti ho detto, a 16 anni ho iniziato ad avere la responsabilità dell'azienda, la gestione amministrativa dell'azienda, e a 17 ho preso in mano la malga dello Zoncolan, l'ho presa in mano io e mia zia. E quindi a 17 anni avevo in gestione io l'alpeggio. Che se pensi oggi ti portano su. Io mi ricordo l'ultimo anno è arrivata su una signora con un figlio che aveva 19 anni, che era l'ultimo anno, o forse era stato bocciato, era in quarta agraria Cividale, e mi ha chiesto: ma per favore, ma lo potete tenere, ma guardate che insomma è un bravo ragazzo. Ma signora, 19 anni. Serviva una mamma che ti accompagnasse 19 anni per una malga, vieni su, fai, cioè non so, mi sembrava, erano altri mondi, insomma. Poi,
poi c'è la fortuna, ho sempre avuto la fortuna di aver avuto i miei genitori che mi hanno dato una mano, e soprattutto mio fratello, che è un po' stato sempre un po' la bussola, no? Se vuoi. È totalmente l'opposto di me, però è sempre la bussola, per cui, cioè, In che senso è l'opposto di te? è assolutamente l'opposto. Cioè, se io... Lui è molto più espansivo nei confronti delle persone, ma con l'espansività sociale, nel senso riesce a creare comunità, riesce a stare nel paese, riesce a fare questo genere di cose che io non riesco a fare. E odia la comunicazione tout court come la intendiamo noi, cioè questa, più televisione, è assolutamente una cosa che odia. È molto pratico come persona, per cui cioè, tutte le cose, tutti i fronzoli che talvolta, e quindi tutte quelle cose lì, insomma, ti raddrizza su queste cose, e quindi diciamo siamo anche sulla qualità abbiamo fortunatamente una visione che va sulla stessa strada, però partendo, diciamo, da punti differenti di vista, e dopo traguarda lo stesso target. Però diciamo che così, insomma, è stato ovviamente, ed è una persona molto importante per me, per l'azienda ovviamente, no? Perché ti dà giusto. E quindi niente, assieme a loro, assieme ad altri, ovviamente nel percorso abbiamo trovato, sai cos'è? Abbiamo trovato sempre gente veramente brava che ci dava anche una mano. Cioè dipendenti che non abbiamo mai chiamato dipendenti, ma penso che poi se ti metti nelle condizioni di, secondo me poi trovi. Cioè, se ti poni nei confronti delle persone non come qualcuno che cerca lavoratori, ma qualcuno che cerca un aiuto, allora è già diverso come... E quindi noi abbiamo saputo. Non cerca un impiegato, ma cerca un aiuto, cerca un assistente, cerca qualcuno un sostenitore, ti dà una mano. Sì. Ti lascia una mano. Ecco, cioè, il termine friulano è quello un po'. E quindi niente, abbiamo avuto negli anni questo sviluppo qua, e insomma poi alti e bassi nella vita, ma ovviamente i mercati sono dei mercati che sono molto oscillanti, che hanno avuto degli apici, che hanno avuto dei picchi, che però adesso indubbiamente sono impazziti, perché in questo periodo qua sono impazziti. Cioè ti do giusto una piccola idea di quanto possano essere impazziti queste cose qua, che poi è anche il motivo per cui io ogni volta che mi chiedono perché non fai emozionare i ragazzi, perché non chiedi ai ragazzi perché non chiedi ai ragazzi di entrare in agricoltura, sia i miei nipoti che anche altri. Ho detto, guarda, non vedo una cosa bella da fare in serenità. Ti do solo questo dato piccolo per capire. 2025 sembrava che tutti dovessero ripartire a fare latte a manetta, cioè tutti dovevano fare latte, perché per la prima volta dopo, cioè ti faccio questo esempio, 1990 mio papà percepiva 800 lire, al litro del latte. 2020 io percepivo 38 centesimi al litro del latte. Wow. Cioè, meno di quello che percepiva mio papà alla volta in lira. E questo era un piattume totale del mondo, che aveva disinvogliato tantissimi a produrre, aveva, diciamo, razionalizzato, aveva portato ad avere delle aziende molto grandi, no? Poi succede non so cosa succede, perché nessuno ne capisce più qualcosa in questo mondo. E 2023 24 il latte inizia a crescere un po' perché i costi erano aumentati, c'era stato un focus su queste cose qua, e arriviamo fino all'inizio 2025 con un prezzo del latte acquistato che non se ne trovava, per cui acquistavano qualsiasi cosa che girasse, a 70 centesimi al litro. Wow, comprato per... Senta, wow. Cioè, erano tutti entusiasti, tutti che invogliavano i ragazzi, dai, investite, perché probabilmente perché nessuno vuole fare questo lavoro qua. Quindi nel 2023-24 i ragazzi avevano iniziato a fare dei grandissimi debiti per fare le stalle nuove, per ampliare, eccetera, no?
Sai quanto ho E chiuso? la situazione attuale com'è? Sai quanto ho chiuso il 2025 il prezzo? No, anzi, non ti dico quanto sta valutando oggi il prezzo del latte spot. Oggi? Sì, oggi. Oggi è a 20 centesimi al litro. Wow. Ma di cose e queste oscillazioni ridicole. Cioè, siamo in una lotta enorme e poi dopo sì. Perché si può vedere un po', ok, inflazione, calo di domanda, calo di richiesta, tutte queste cose qua che però così Non tanto esiste. da 70 a, cosa hai detto? 20 20? 20 centesimi. È una cosa enorme. No, è una cosa enorme soprattutto perché alle vacche ci vogliono 9 mesi per partorire Ok, e 3 anni per produrre. ok. Ah, ok. So prima di 3 anni non Non comincia. produrre. Ok. Allora c'è un paragone anche con il mondo del vino, perché sì, mettere giù un vignetto, aspettare, vignetto, Esatto. mettere vino in bottiglia, no, vino pronto per vendere, ci vuole 5 anni. Esatto. Mm. Quindi niente, è una cosa che è un mercato in questo momento, come ti dicevo prima, una turbolenza enorme che interessa a tutti perché poi dopo è una cascata, no? Cioè io sento anche molti produttori del vino che alcuni si lamentano già adesso, però molti di loro invece sono sostenuti dal nome, dal brand, sono sostenuti da clientela fissa, dagli affezionati. Però forse non si accorgono che insomma quando inizia cioè bisogna iniziare perlomeno a pensarci, dopo magari non ti toccherà mai perché è assolutamente un mondo totalmente differente, però insomma un po' tocca a tutti poi alla fine, no? E quindi questa per me è stata una delle cose disincentivanti nel valutare insomma un eventuale ingresso delle nuove generazioni. Ok. Ma tu vedi che forse c'è un po' di ritorno di giovani dentro questo tipo di mestiere, di questa arte, o tutti vogliono andare a lavorare per fare gli influencer, intelligenza artificiale e tutte quelle cagate lì? Non so, cioè mi sembra ogni volta che parlo mi sembra di essere come l'ultimo dei samurai del film, no? Cioè, perché poi dopo alla fine cioè, hai fatto un lavoro stupendo, sei fenomenale e comunque per te vale questa cosa e vale anche per molti altri. Ok. Vale anche per molti altri e quindi ti danno valore, la gente ti dà valore, però non ti dà da vivere. E quindi poi sei a fare i noodles, come adesso mi viene in mente l'immagine di Kill Bill, sai quando va a prendere la spada forgiata da Kinsey, Sì. Hattori Hanzo. bravo. Sì. E cioè, questo qua è il più grande forgiatore di spade mai esistito. Esatto, che sta facendo Noodles, sushi sushi e ramen, sì, praticamente. Quando se fosse nato magari nell'epoca imperiale giusta sarebbe stato riverito, Esatto. non sarebbe mosso neanche dal divano magari, no? Quindi comunque insomma a livello personale ovviamente io lo consiglio a tutti perché è un'arte. Ma tu sei ancora produttore di latte e ancora Sì. gli animali? Sì, noi abbiamo ancora okay. animali, abbiamo una trentina di animali e produciamo direttamente il latte che trasformiamo. Solo da loro? Sì, solo dagli animali. Wow, Sì, ok. sì, solo dagli animali. Tu lavori solo con latte crudo o fai anche pastorizzato? Facciamo qualcosa di termizzato che è una via di mezzo, un po' sono paste molli, facciamo formaggio termizzato, però gran parte ovviamente latte crudo perché non ha senso nel nostro caso andare a pastorizzare, a parte che comunque siamo stracontrollati, abbiamo il nostro latte che è stracontrollato per cui abbiamo una sicurezza maggiore rispetto a una latteria che ti arriva al latte, magari qui non hai la possibilità di controllare quella fase lì, no? Ok. Quindi, e quanti diversi tipi di formaggi fai? adesso sto diminuendo un po'. Ok. Mi sto concentrando prevalentemente su 5 formaggi stagionati, diciamo che io reputo stagionati oltre i 20 giorni, 30 giorni. Ok. E poi dopo di freschi ne avrò altri 5-6, quindi non una cosa molto ampia come
Però insomma sì, ovviamente sono tutti formaggi che non si trovano nelle altre cataloghi. Vedo qui che hai formaggi Frant. Sì. Ok, allora fate ancora quello, spero. Sì, formaggi Frant lo facciamo con i formaggi di alpeggio ancora, perché andiamo a recuperare nei vari alpeggi i formaggi durante il periodo estivo, e quindi noi inseriamo almeno un 25% di formaggio di malga. Spiegami questo dal alpeggio, hai usato questo termine, è una zona o un tipo di zona? Perché io sono ignorante quando si parla di formaggio. C'era uno slogan coniato da Pierluigi Zamò, ok, che è il nostro più grande sponsor, ok. e Pierluigi dice sempre che alpeggio no limits. Alpeggio no limits, ok. Però diciamo l'alpeggio era la parte dei pascoli attorno alla malga. Ok. Quindi veniva identificato quello come alpeggio, no? E quindi durante il periodo estivo gli animali andavano a pascolare nell'alpeggio. Nell'alpeggio, ok. Allora non è una zona specifica, No. ma la zona in giro della malga. Sì, quindi sono oltre gli 800 metri di altitudine, ok. quindi dipende un po' dalle zone, eccetera. Tanti anni fa, adesso mi ricordo, io sopra Venzone ho dormito dentro una latteria, una malga, sì. Io ricordo che l'abbiamo messo il vino dentro i contenitori di acqua per raffreddarlo, l'abbiamo mangiato yogurt ai fiumi il giorno dopo, però era proprio in mezzo delle montagne, non ricordo il nome, però adesso è tornato questa memoria. E allora perché ha detto il pascolo in giro della malga. Sì. Io ricordo la sera che c'erano delle mucche che sono tornati giù verso. Sì. Bello, è una bella esperienza. Sì. E tu hai ancora la malga o no? No, ok. no, non abbiamo più ormai dal 2020. L'ultimo alpeggio l'abbiamo fatto nel 2023. Ok. Adesso gli animali continuano ad andare in malga, ma sul Montasio. Ok. E vengono gestiti dall'associazione allevatori. Ok. Durante il periodo estivo. E io non ci sono mai andato a vederle, perché ho fatto 40 anni di estate in malga, e quindi vedere altri che gestiscono non me la sento, insomma, di fare questa cosa. Però insomma, alla fine dei conti non stanno neanche male, insomma, alla fine se ne fanno una bella passeggiata. Altri tipi di formaggi che fate? Allora, fondamentalmente abbiamo il latteria, che è quindi il formaggio che è questo qua, che tu vedi in parte. Ok. Sì, in parte, che è sempre un Montasio o? Il latteria è il Montasio non marchiato, in sostanza. Non marchiato, sì. Ok. Come base di produzione. Ovviamente, non essendo marchiato, ha anche la possibilità talvolta di essere pastorizzato. Ok. Ci sono tante latterie che pastorizzano il latte e poi dopo fanno latteria, no? E quindi anche quella è una possibilità in più. E il presidio che abbiamo in Friuli Venezia Giulia, Slow Food, non è Montasio, ma è una latteria che viene presidiata, che è la latteria di Campolessi, Gemona. E quindi lì ti fa la misura di questa tipologia di formaggio, insomma, che caratterizza la nostra regione. Poi dopo abbiamo uno stagionato. Ok. Abbiamo uno stagionato che si chiama Crono 180. E quello è uno stagionato che è lavorazione metà svizzera, metà friulana. Cioè? Adesso dovremmo stare qua e fare un altro corso nella Testing Academy per spiegarti. Comunque fondamentalmente il nostro latteria tendenzialmente, se viene lasciato non pastorizzato, non come il nostro, diciamo, a latte crudo, con le stagionature avanzate tende a essere un po' piccante, un po' troppo piccante talvolta. Ah, ok. Troppo piccante. Sì, per moderare questa parte qua, per dargli un po' di fruttato, che è tipica del formaggi svizzeri, quel sentore che si dice talvolta il sentore di Emmental, eccetera. Esatto. Viene fatta una parziale delattosizzazione del latte, quindi insomma fatta una lavorazione a parte. E questo formaggio qua poi dopo l'abbiamo creato sia per fare la stagionatura che poi per invece fare l'altro percorso, che è quello su appunto a Cava del Predil, c'è la madre, e lì diventa Raibel, perché il nome della miniera all'inizio era Raibel, no? E quindi diventa uno dei formaggi Raibel, e l'altro invece che abbiamo assaggiato prima si chiama Galena. E la zona dove
si pascola le mucche, che Sì. c'è un effetto sul prodotto finale o basta che sei sopra un certo livello, da una No, boh, montagna all'altra cosa cambia o cambia qualcosa? cambia secondo me totalmente il formaggio, no? Perché Dai, cambia, sì, di cambia, un posto dall'altro. sì, assolutamente. Poi dopo, in realtà, se ci ponessimo l'idea quale piace di più in questo momento qua, magari ci faremmo dei film sbagliati in testa, perché talvolta quelli che sono più apprezzati dai consumatori, a cui piace quel formaggio, Mhm. sono quelli che ti sembrano che vengano peggio dal punto di vista tecnico, magari, però hanno Dai, sì. allora secondo te c'è un gusto sbagliato dal No, pubblico ecco, o secondo me il non. pubblico è abituato di una certa Secondo me io profilo? generalizzerei la cosa, cioè dicendo proprio che la domanda giusta è: c'è un gusto sbagliato? Punto di domanda. Ah, Quello ah, forse è la domanda che dovremmo farci, perché sì, perché se inizi a dire quello è giusto e quello è sbagliato, allora già mm, fai una catalogazione delle infatti, cose. stessa E cosa quando si parla del vino, se qua sì. dentro allora non dovremmo assaggiare niente, perché dovremmo dire ok, c'è uno che è perfetto e gli altri, vabbè, dai, hanno giocato. Però nel mondo, e anche questo si può dibattere, ci sono di queste idee che certi, diciamo, difetti Sì, nel mondo di vino, volatile troppo alto, Brettanomyces, è un difetto, sì. però ci sono del movimento di vini naturali che le persone non percepiscono questi come difetti. E allora stavo pensando che forse c'erano dei difetti nei formaggi cosiddetti commerciali Però che vengono accettati dai consumatori, però per te sono inaccettabili. Questo stavo ah, cercando. ok, dal punto di vista personale sì, sicuramente c'è, però anche dal punto di vista, secondo me, alla fine siamo condizionati tutti da un gusto che pian piano, cioè, si sviluppa, ma è sempre stato così nella storia, non è che solo perché c'è la grande distribuzione adesso diamo tutta la colpa alla grande distribuzione. Ok. Nella storia ci sono dei paesi in cui si mangiano ancora i roditori in giro e ne fanno vanto, e sono dei paesi per cui non dipende un po' dipende dai costumi, dipende dai momenti storici, eccetera. Quindi non è che in questo momento storico, in questa parte di mondo che noi stiamo Mhm. vivendo, noi, diciamo c'è ci sono delle grandi omologazioni, se vuoi, perché più che dei gusti positivi o negativi, ma vale anche per il vino, che tu mi dicevi prima il discorso dei vini naturali, secondo me proprio non è del tutto vero, perché alla fine ehm, vedo che comunque i produttori, anche chi produce vino naturale, si schifa talvolta di alcuni vini, anche se, cioè, dice no, cazzo, questo è fatto Commerciali male. o sì, No, ma industriali, anche all'interno diciamo. dello stesso vino naturale, anche dei Ah, produttori ok, naturali, ok, ok. si guardano in faccia e dicono no, guarda, questo qua è sbagliato, cioè è semplicemente sbagliato di fare una cosa, cioè non è che è una figata, è uno sbaglio, è un errore, cioè tecnico, poi dopo Ok. tu puoi vestirmelo come vuoi, ma bastava che avessi fatto una cosa rispetto a un'altra e non usciva la puzza, no? Mhm. Secondo me ci sono alcune cose io personalmente non sopporto nei formaggi d'alpeggio. La prima cosa era quella che li caratterizzava una volta, cioè una volta dicevano no, il formaggio di Malga è buono perché sa di stalla, Ah, ok, no? Io quello l'ho sempre odiato come cosa, ho detto no, guarda, cioè, certo, io ho iniziato a dire subito che in stalla ci vuole la pulizia, ma certo. perché se no lo stallatico e stallatico, insomma, sono batteri che fra l'altro fanno anche male, che si sono Certo. velenosi, quindi quella io non la sopporto, l'ho sempre combattuta, anche perché dopo comunque ha le sue caratteristiche e il formaggio si identifica lo stesso anche Mm. senza queste cose. Poi dopo sì, ovviamente l'amaro potrebbe essere, però l'amaro sai è una cosa che non mi sento proprio assolutamente di farne di farmi un indice di qualità, ecco. Ok, ok, ok. Perché ci sono veramente tantissimi estimatori che nel momento che ricercano questo sentore Di di amaro. amaro, cioè, Ok. lo ricercano proprio e sono esaltati da questa cosa e si innamorano veramente tanto di quella cosa lì. Quindi quello è. Però ovviamente l'esposizione al sole incide tanto, ovviamente incide molto l'altitudine, perché più alto sei e più la flora e più la tipologia
la biodiversità aumenta. Ok. Questo è importante. Sì, molto importante, quindi più in su sei più aumenta. E quindi la presenza di alcune specie rispetto ad altre di flora può dare dei sentori. Mi ricordo che avevo un alpeggio in Zoncolan che sembrava di entrare in una serra botanica ufficinale. Sì, tutte le erbe officinali erano nel prato a disposizione, no? E questo ovviamente è venuto fuori anche nel latte, secondo te? Veniva un buon formaggio, però io che ne ho mangiati tanti, ne ho mangiati un botto, capire veramente le differenze è veramente difficile, no? Poi dopo bisognerebbe vedere cosa fa all'interno, cioè bisognerebbe vedere cosa succede qua dentro. Ho pensato che forse stai dicendo interno all'animale, non interno sì, al anche, formaggio. No? Anche, tutti e due. Sì, perché pensa ad esempio, ti faccio un solo esempio di un'erba che è il finocchieto selvatico, no? Ok. Allora, in generale gli animali, le vacche, pascolano basse, cioè di solito comunque l'erba alta non la mangiano neppure perché diventa fibrosa, eccetera, quindi di solito sono erba fresca, abbastanza sottile, sì, che non ha appunto fatto fibra, eccetera. Mi sono sempre chiesto, ogni volta che le lasciavo libere le vacche in questo pascolo, l'erba del finocchietto selvatico, la pianta del finocchietto selvatico è alta più o meno 1,50 m. Ok. 1,50 m. E c'ha uno stelo abbastanza, sì, grosso, legnoso, eccetera. Cavoli, ogni volta loro se lo mangiavano, la prima cosa che mangiavano lo distruggevano, tiravano giù dall'inizio alla fine, piacciono il sapore. Che cos'è? No, ha un'altra cosa. Perché poi ho capito pian piano, perché praticamente adesso non ti inorridire da questa cosa, ma il finocchietto selvatico ha una funzione di praticamente toglie il gas dallo stomaco. Ma dai! Sì. Okay. È fenomenale per questa cosa qua, no? Quindi loro, mangiando erba fresca, producono troppo gas, cioè ne producono, però ne producono tanto. È uno dei problemi anche questo nell'equilibrio ecologico. Uscirono fuori, sapevano che lui gli faceva bene, lo rasavano, ma lo rasavano, cioè roba che non ci crederesti, sembrava passare. E lì e loro sanno, se le lasci in natura, sanno che un giorno mangiano la Nutella e la sera magari devono mangiare però il minestrone, cioè si spostano in base a quello che hanno mangiato durante il giorno. Sì, l'intelligenza è molto... aveva questo intelligenza naturale di dire ok, deve equilibrare ieri, sì. Abbiamo fatto un po' troppo di questo, domani dobbiamo fare un po' di quello per calmare un po' le cose. Assolutamente. Io personalmente mi piace tantissimo fare la grappa con finocchio selvatico dentro, non so se hai mai provato, è uno dei miei digestivi preferiti, lo faccio a casa con grappa buona ma non di grande marca, perché la mia suocera ce l'ha. Finocchio selvatico in giro della casa, allora io prendo le parti più alte, più tenere, bottiglia, grappa, 2 settimane dopo, perfetto, è buonissimo. E allora, ti fa bene? A me piace tantissimo, soprattutto dopo la cena. Allora forse questo effetto sullo stomaco. Ho capito. Ho capito una cosa che le vacche sapevano già. Che poi ti chiedi ogni tanto, ma chi cazzo gli ha detto? Cioè io mi stupisco ancora ed è una cosa naturale, tanti mi hanno risposto anche io ho una pagina Instagram che mi chiede Cheese Dreamer, e Michele Cortani Cheese Dreamer, lì in occasione di un parto mi sono chiesto, no? C'era il parto appena venuto un'ora prima e mi sono sempre chiesto nella mia vita come facessero le vitelline appena alzate a sapere dove c'è la mammella, a sapere dove c'è il latte, a sapere dove... O le vacche che non hanno mai partorito, il primo vitello che vedono in vita loro iniziano a leccarlo perché è il loro. Cioè, dici, ma cazzo, cioè, cos'è che l'istinto, cos'è che la natura ti ha già messo nel DNA di fare quella cosa lì, di andare a cercare, nonostante non abbia avuto informazioni, non siano andati a scuola, non abbiano avuto informazioni dirette magari dagli animali che li portano a fare... Sì, ovviamente sì, tanti dicono istinto, sì, però poi dopo possiamo vedere cos'è questa cosa, no? Sì, esatto, ma istinto o evoluzione, quello che vuoi dire, perché se c'era una che ha deciso di leccare o trovare
a cose e sopravvissuto e gli altri no, allora si vede che Sì, sì, sì. questo, la prossima nata, se ha la stessa tendenza genetica, sopravvive anche quello, no? Sì, Io sì. ho sempre spiegato un po' così, però c'è una magia dentro quel tipo di istinto che si trova nelle cose. Cosa sono altre delle cose che hai imparato delle mucche? Cosa No, poi vabbè, no, cioè non è questione di imparato, io sono formato for- cioè nel senso che sono fatto di formaggio e di nozione Mm. vaccina, quindi nel senso, ho vissuto sempre lì, quindi insomma sono stato sempre curioso ehm, e attento un po' a imparare le cose, per cui cercavo sempre un po' di analizzare quello che avveniva. Mm. Per cui ho imparato tante emozioni, soprattutto nei periodi duri, secondo me. Mi Ok. hanno insegnato molto i periodi duri della Mm. vita Come? e mi hanno lasciato dei ricordi belli. Non so se hai mai sentito parlare di un sociologo, un medico che si chiama Viktor Frankl. No? Vabbè, lui insomma un sociologo molto conosciuto, è un medico ma è diventato sociologo, si è fatto campi di concentramento, eccetera, no? E Ok. analizza la bellezza di avere lo scopo, comunque uno scopo nella vita per andare avanti, anche in quei momenti lì, no? Eccetera. E Ok. quanto ti dia, cioè per inciso, quanto ti dia poi il fatto di doverli affrontare. Cioè ti dia una visione migliore di te stesso. Ok. Cioè, io l'ho sempre vissuta così fin da quando ero bambino, avevo 5 anni, ero in montagna, mi ricordo della tutta vita, ero in montagna e sono stato lasciato lì in questa parte di carne in cui responsabilizzare i bambini era fondamentale. Ok. Mi ricordo, lo racconto sempre, quindi sono stufo anche di sentirmi, mi hanno lasciato con 7-8 vitelline, dovevo andare da una malga all'altra, portandole sulle vitelline, sono le più stupide che esistano al mondo perché non sanno e soprattutto di solito fanno il contrario di quello che gli dici, quindi non devi andare dietro a spingerle, ma devi andare davanti a chiamarle perché loro, se no... Ok. E mi ricordo di questa tempesta che stava avvenendo, io ero Ok. vicino al dirupo e c'erano queste 7 vitelline attaccate al dirupo cioè, non pensavo neanche a vivere, e lì veramente rischi grosso, rischi la vita, no? Perché c'erano i fulmini, eccetera. Quindi. Certo. Però il mio primo istinto era quello di salvare gli animali che stavano andando dentro e piangevo perché non riuscivo a farli girare, no? Eccetera. Quindi dopo si è svegliato mio zio, è arrivato mio zio, ha detto, sì, dopo un'oretta che ero lì a piangere, sì, a piangere, ma non solo a piangere perché non è che puoi piangere, cioè in certe occasioni non è che puoi piangere, Ok. cioè se sei ad Auschwitz non è che puoi solo piangere, cioè devi anche fare qualcosa in quel momento, Esatto. no? Quindi Esatto. a quell'età lì Tutti sani e cercavo di salvo, fare... ovviamente tu sì, però gli Sì, animali anche. sì, perché poi alla fine è arrivato mio zio, mi ricordo mio zio le ha chiamate e loro sono andati avanti, no? Io le stavo spingendo Oh, ok. e invece loro volevano essere chiamate, insomma, perché non sapevano dove andare fondamentalmente, no? A me sembrava Ok. logico che dovessero andare sulla strada, ma per loro non è logico. Ok. E quindi questa è stata poi dopo i fulmini, ma sempre comunque cose un po' pericolosette, cioè tipo il fulmine che mi è caduto a 10 metri di distanza, che è Wow. partito da 10 metri di distanza, è andato su e lì mi ritengo appunto salvo per miracolo. Wow. Tempeste varie, animali morti lungo percorsi. Sì, ti insegna molto, l'animale ti insegna molto nel bello, ti insegna molto nel brutto, ti dà molto, ti toglie la vita perché alla fine ti asciuga la vita, insomma, dopo ti assorbe totalmente. Ecco. Ok. Ma penso che sia lo stesso anche per i figli. Cioè. Sì, sicuramente. Io non ho figli, però secondo me deve Ma io essere... facevo sempre l'esempio, mi ricordo, ho fatto un piccolo documentario, abbiamo presentato a Udine anche al Visionario. E mi ricordo che mi dicevano appunto queste cose qua, no? Si stava parlando di questi discorsi qua e gli avevo raccontato del fatto che comunque si cresca, no? Da questi episodi. Cioè che comunque ci sono degli episodi che ti aiutano a crescere interiormente, no? Quindi... E facevo il paragone con il fatto che quando le vacche erano fuori e pioveva, io sentivo tutta la pioggia che veniva giù e non dormivo, cioè non ho mai dormito per anni, non ho dormito la sera in malga.
Wow. No, non dormivo perché dove sono in un posto riparato, sono sotto i fulmini, e non dorme, Ok, e non dorme. non dorme, No. non dorme. Però ci ho pensato, ho detto, anch'io non ho figli, però ho pensato, tu ti immagini tipo la prima volta che esce tuo figlio di casa perché deve andare in giro con i suoi amici, papà vado in giro, devo andare, o la figlia, papà vado in giro, che voglio andare in giro, no? Certo. Cioè tu all'inizio dici, cazzo, no, non esci, cioè Certo. fuori c'è Certo. il disastro atomico che sta impellendo su di te, i violentatori che stanno sulla porta aspettandoti che tu esca, tu non esci, no? Sì, Però sì, poi dopo la natura ti dice no, guarda, cioè, devi uscire. Devi uscire, sì. Quindi, Ho cresciuto in quel tipo di ambiente, quindi no? Con li lasci uscire, però... un parente molto protettiva, allora sì, non esci, no, stasera sento questa aria che non mi piace, è meglio che stai lì. No, ma tutti i miei amici, no, ho questo brutto presentimento che tu non devi uscire, devi stare a casa. Allora sì, posso capire quel tipo di nervosismo, no? Sì, infatti secondo me è quello, no? Poi dopo sai nella tua testa che comunque la natura vuole che succeda quelle cose lì, no? Quindi cioè, è ovvio che non le tieni dentro perché sarebbero peggio degli animali dentro che non uscire fuori, no? Però non dormi. Non dormi. Esatto. E cosa hai imparato proprio in caseificio? Allora, cosa sono gli ostacoli, delle lezioni che tu hai imparato proprio facendo questo prodotto? Allora, abbiamo parlato dell'animale, però ovviamente anche nel processo devono essere delle lezioni. Io penso che se noi facciamo 100 le variabili nel mondo del vino, cioè le variabili che possono modificare un medesimo vitigno da un medesimo luogo, poniamole che siano un centinaio, fra temperatura, fra mano dell'uomo, tutte quelle cose lì. Nel mondo del latte, del formaggio trasformato saranno 1000. Dai. Se bastano. E così tanto più, se bastano. Allora 10 volte più variabili. Sì, assolutamente. Parliamone, dimmi che cos'è, sono le complicazioni, solo un po', ovviamente tutte 1000 non dobbiamo parlare, ma diciamo sono che le cose più decisive che si può anche sbagliare facilmente. Ma guarda, ti faccio solamente 2 esempi in parallelismo perché siamo qua nel mondo del vino. Allora, la cosa fondamentale in tutti e due gli alimenti è ovviamente la fermentazione, no? Perché se non ci fosse fermentazione non avremmo né uno né l'altro. Però ecco, i lieviti che fanno sviluppare il vino tendenzialmente in questo momento saranno di 2, 3 famiglie, 10 famiglie, 20 famiglie, non lo so come numero, ma quello è un po' che gira attorno. Anche mi sembra che è solo una specie con diversi ma diciamo che varianti. Ma diciamo che nella tua cantina ci siano delle varianti. No? Deve essere quello. Sì. Ma diciamo che insomma possono essere altre varianti che incidono all'interno dello sviluppo, no? Certo. Okay? In un'azienda agricola di vacche da latte, in un'azienda, hai almeno un centinaio di famiglie batteriche che lavorano famiglie. Ok. E dopo le famiglie si dividono in sottospecie. Wow. Durante il percorso dell'anno, queste, per via del caldo, del freddo, dell'umidità, eccetera, queste 100 si variano, cioè alcune prevalgono, altre no, in un periodo. Questo è un effetto moltiplicatore all'interno del latte, perché dopo fermenta, ma come moltiplicazione. E questo è il primo aspetto. Ok. Il secondo aspetto è la temperatura. Ok. Sì, abbiamo parlato un po' di questo prima di registrare, sì. La temperatura da 1 grado rispetto a un altro, puoi avere il grana padano, puoi partire da una fermentazione, ad esempio da una prima fermentazione bassa del latte a 34-35 gradi, come tantissimi formaggi e pasta compatta, fino ad arrivare ai 37-38 di formaggi come ad esempio, non so, la cacciotta, lo stracchino, Dai. come temperatura della prima fermentazione, senza parlare poi del riscaldamento, eccetera, che poi si moltiplica ancora di più. E quella è la prima fase, perché poi c'è la fase di stagionatura dei formaggi. Esatto. Di lavaggio. Wow. No, il mondo è immenso. Cioè io l'unica cosa che dico ai giovani, se volete veramente, ma giovani e meno giovani, cioè non è che adesso una persona anche di 50 anni che vuole veramente provare a
a credersi creatore, è un bel mondo per provarci. E l'unica cosa è che avranno sicuramente il modo di esprimersi, cioè se trovano il punto di conoscenza, di alchimistica, se vuoi, di interpretazione dell'alimento, riesce a creare delle cose stupefacenti, insomma. Ok. Sì, no, indubbiamente, cioè devi metterci un po' di tempo, capire come funziona, capire come gestire passaggi differenti, eccetera. Quindi non è semplice, però insomma se riesci a entrare dentro in questa cosa qua sicuramente avrai le tue soddisfazioni, ecco. Allora, parlando di soddisfazione, cosa dai a te più soddisfazione? Che cos'è che viene fuori? Cosa c'è che quando lo finisce qualcosa, quando arriva a un certo punto ti dà più soddisfazione? Beh, penso io, come ti ho detto anche prima, mi ritengo un artista. Ok. Non mi ritengo un casaro. E non è... Beh, tu mi conosci, insomma, penso che non dia l'impressione di essere un esaltato, comunque una persona... Cioè, cerco di essere molto umile quando parlo di me, o comunque quindi non mi do la definizione di artista per dire guardate, cioè io faccio quello che voglio, perché poi dopo voi dovete solo capirmi e basta. Perché se non mi capite è il problema vostro. Sfortunatamente tante volte quando si autodefinisce artista non devi disturbare il maestro. Esatto. Però no, tu sei una persona molto umile, sei una persona sempre... E vedo, soprattutto l'ultima volta che ci siamo visti, non ricordo dov'era, forse sei andato in giro con questo formaggio qua. Sì, eravamo a Capriva. A Capriva, forse. Sì, da Marco Sirk. Ti ricordi che avevamo fatto quella... Ah, ok. Ma non siamo visti una volta dopo quello. Non mi ricordo. Comunque, forse, però tu avevi questo entusiasmo di provare questo, okay. Questa è una cosa, o forse era Calice di Stelle. Nell'enoteca, Calice di Stelle, sì, può essere. Calice di Stelle. Sì. Ho detto, no, questa è una nuova cosa, devi assaggiare. E c'era proprio questa energia positiva che è venuta fuori da te, questo orgoglio di presentare questo prodotto che mi è piaciuto tantissimo. E per quello ho detto, devo fare un podcast con te. Era quel momento che ho deciso che volevo parlare con te per un'oretta o forse un pochino di più. Grazie, sei un motivatore, queste cose devo dirti. Però sì, ecco, la definizione è quella. Esatto. Cioè purtroppo per fortuna la definizione è quella, cioè non ce ne sono altre. Okay. Cioè sei sicuramente un artista perché vedi su un foglio bianco, su una tela bianca, vedi già il formaggio che esce fuori, no? Quando gli altri non vedono, gli altri vedono il latte. No, allora tu invece... hai in quel momento quando entra il latte dentro le cose, tu sai esattamente cosa diventerà. Io ho fatto la caldaia in rame, ho rimesso la caldaia in rame come si faceva 100 anni fa, proprio per questo motivo qua, perché quando entro dentro voglio avere la voglia di disegnare su quella tela e di riuscire ad esprimere quello che il mondo può esprimere attraverso il latte, no? Cosa, sai, tutti gli artisti vogliono creare delle pietre d'inciampo. Cioè vogliono creare delle cose per cui senza fatica chi si scontra con queste cose capisca la bellezza del mondo, no? Cioè, capisca la diversità, capisca il fatto che esiste quella cosa che ti fa dire che fenomena. Cioè, ma non che fenomeno tu, che fenomeno il mondo che mi ha fatto vivere questa esperienza. No, secondo me anche nel mondo del vino poi alla fine trovi le persone che la pensano in questo modo, che sono quelle più pulite forse. E invece trovi altre che invece ci marciano su queste cose qua, non so, la raccontano, dicono ok, però dopo alla fine magari fanno il vino, quello insomma più vendibile, più compromessi. Esatto. Sì. Quando si parla di formaggio spesso si parla di vino, no? E secondo te vino è l'accompagnatore naturale per formaggio o no, forse? Perché sai, negli Stati Uniti, quando ho lavorato come buyer, si dice buy on bread, sell on cheese. Ah, ok. Sai,
Sì, allora se tu devi vendere una bottiglia, dai un po' di formaggio e dopo il vino, no? Per aiutare un po' il palato, forse coprire qualche difetto nel vino, non nel formaggio. Se vuoi comprare, devi usare solo pane per pulire il palato e dopo si assaggia meglio. Però ci sono anche persone che ho conosciuto nella mia vita che hanno detto no, non devi fare formaggio con vino, perché e secondo te il vino è l'accompagnamento perfetto per formaggio o c'è un altro sposa, un altro abbinamento meglio del vino? Allora, direi che comunque sono due alimenti che hanno una storia e che fanno parte della nostra cultura ormai, cioè fin da quando la civiltà occidentale è nata, quindi sono fondamentali, no? In Certo. questa parte del mondo, ovviamente. E spesse volte sono stati abbinati perché erano degli alimenti che davano, intanto erano il nutriente cioè erano fondamentali nella vita quotidiana delle persone, quindi per questo è stato importante e ha creato all'interno delle persone questa memoria intestinale, dico io, Ok. no? Memoria intestinale. Sì, Ok. microbioma, memoria del microbioma, cioè dentro di te comunque che è lo stesso motivo per cui tu sei americano. La cosa che dicono sempre gli immigrati italiani, gli immigrati quando sono a New York, eccetera, che li trovo anch'io spesso, ma si sentono anche in qualsiasi intervista, ti dicono ho fatto il frico a New York, sai, ho fatto il frico a New York, però porca puttana, sai che non ha lo stesso gusto che aveva in Friuli, no? Ok? Non è che hanno usato il formaggio sbagliato o che hanno usato tendenzialmente, però è fondamentale la questione batterica, eccetera, no? Cioè tu da piccolo ti sei formato lo stomaco, per cui un po' come la Madeleine di Proust, quando tu assaggi quella cosa lì che ti ricorda nello stomaco, lo stomaco tuo fa 1+1, ti manda su un messaggio alla testa e ti si illumina la lampadina, no? E quindi diciamo quello è fondante, quindi nel nostro Friuli, per dirti, quello che abbiamo qua, che abbiamo il formaggio latteria, per dirti, questo formaggio era il formaggio del Taiut, cioè quando uscivi e bevevi il Taiut o il vino bianco, era vino bianco e pezzo di formaggio, latteria. Quello era le 5:30, quello voleva dire che erano arrivate le 5:30. Cioè, bicchiere di vino, pezzo di latteria. Sì. E se no insultavi la cameriera, cioè non trasportati ogni volta trasformati. No. Quindi quello è fondante. Poi dopo, se invece vogliamo essere un po' più colti, vogliamo fare un po' più insomma di cultura divulgativa nel mondo del formaggio e del vino, ma quello del vino non tocca a me sicuramente, anche perché non ne ho capacità. Ma dal punto di vista degli abbinamenti sicuramente ci sono alcuni formaggi che sono fondamentali per la degustazione ottimale di alcuni vini. Per esempio. Il primo che mi viene in testa adesso in questo momento qua sono i formaggi a doppia o tripla panna con crosta fiorita, tipo, non so, il Brian Savarin o altri formaggi francesi del tipo il Brie o quei formaggi a crosta fiorita con le bollicine, con lo champagne, eccetera. Che è, se vuoi è un classico, però è un classico che ha un significato importante, cioè perché il grasso poi è un grasso importante, poi dopo dall'altra parte hai un prodotto che ti sgrassa, eccetera, quindi va a equilibrare perfettamente, no? Senza sapori che si va. Qui in Friuli ci sono dei vini che... Li stiamo facendo, cioè nel senso stiamo facendo con il progetto che ho iniziato, comunque insomma il formaggio dell'latteria ovviamente come ti ho detto prima, il montasio, latteria con i vini bianchi del Friuli è la base, cioè, con i vini rossi ovviamente se vogliamo dei formaggi un po' più strutturati come il malga oppure come dei formaggi invecchiati, sicuramente hanno un'importanza perché ti aiutano sia a mantenere l'equilibrio alcolico all'interno del corpo, quindi insomma riuscire a mangiare qualcosa di sostanzioso e poi anche come a livello di sapori, diciamo, non vanno né sopra né sotto al prodotto, per cui riesci a equilibrare, capire dove sei. Noi stiamo facendo un formaggio su quello che ti avevo detto prima, il Raibel, che è un formaggio stagionato, e l'idea era quella di creare un formaggio per i vini macerati. I vini macerati? Sì. I vini macerati che non hanno oggi, hanno oggi ancora, perché io
abito tuttora a Cormons e comunque ho tutti gli amici, insomma, tantissimi amici che il mio più grande amico è Christian Keber nella zona. Sì. E sono molto affezionato a tutta la collina di Zegla. E poi appunto con lui, con Tamara Podversic, con Grauner, con Matteia, con Ivana, anche adesso stiamo facendo un altro progetto. E secondo me appunto mancava questo prodotto da abbinarsi a questi vini che sono molto rustici, se vogliamo. Io li vedo come dei prodotti molto rustici, nel senso che sono dei prodotti che temperature calda, fredda, comunque insomma tengono molto bene la temperatura, e abbiamo creato un formaggio che può fare lo stesso, cioè lo puoi tenere fuori dal frigo, insomma. Sì. E hai menzionato un progetto con Ivana Radikon. Sì, adesso si può parlare. Ivana Radikon, sì, cioè nel senso comunque è un evento che faranno mi pare a giugno adesso. Ok. E di presentazione della nuova label, della nuova etichetta che hanno fatto, più pop. Sembra pop proprio. Quindi è un vino un po' più, diciamo, che si avvicina un po' di più a una clientela giovane, quindi c'è questa presentazione, quindi insomma poi non è proprio un progetto di creare un formaggio per un vino particolare di Radikon. No, io ho fatto per diversi anni ho fatto un formaggio all'anno studiato e destinato a un singolo produttore di vino, cioè stavo con un produttore di vino e poi creavo un formaggio che gli assomigliasse, no? Abbiamo fatto con Podversic, abbiamo fatto con Christian, abbiamo fatto con Sturm, con la Subida. Poi ma è una cosa che tu abbini con i vini di quel produttore o del carattere del produttore stesso? Molte volte col carattere dei vini che interessi. Cioè a me piace le persone, le emozioni che mi danno le persone, il modo. Tipo, non so, adesso alla fine la più schietta è stata quella con Patrick Sturm, no? E quindi hai questo formaggio ubriaco con delle infiltrazioni di vino, però delle infiltrazioni di vino che sono molto precise. Cioè come lui. Lui è così, no? Patrick puoi amarlo o odiarlo, e forse contemporaneamente, in momenti diversi della serata, però Patrick è molto quadrato, no? Quando fa le cose, quando fa le precisioni, le fermentazioni, poi ti racconta lui. Sì, ma anche il suo aspetto, no? Lui è una persona sempre vestito bene, mi sembra un aspetto molto messo insieme, no? In un modo positivo. Allora, sì, se tu vestirsi preciso, devi avere anche un formaggio preciso. Sì, devi avere un formaggio preciso. Ma invece, ad esempio, per Podversic, ho fatto secondo me uno dei progetti più belli che ho fatto, che non ha avuto grandissimo successo, perché poi dopo ci vuole anche l'impegno della comunicazione, che è fondamentale, no? Sia nel mondo del vino che nel mondo del formaggio, la comunicazione è fondamentale. Certo. E ci si perde talvolta anche non facendola. E che lì era bellissima, perché non so se conosci Damian. Damian, sì, anche Tamara, sì. Con Damian ci tiene tanto all'uva, no? Il periodo di vinificazione all'uva, lascia che maturi lì fino a che matura, dopo insomma non c'è problema, lei si arrangia da sola, eccetera. E quindi abbiamo raccolto l'uva, abbiamo fatto un semi-appassimento dell'uva, poi abbiamo fatto un'immersione del formaggio e abbiamo lasciato anche sotto la parte, diciamo, delle bucce. E quindi la parte, diciamo, croccante, ed era questa torta, la chiamo io, di formaggio. Ed era stupenda, secondo me quella lì. Croccante è una delle parole preferite di Damian. Lui parla, quando sono andato per fare una visita, lui ha detto la parola croccante, non lo so, almeno una dozzina di volte. E io ricordo che lui piace. Quando, non mi meraviglia quando si parla del formaggio fatto nel suo immagine che abbia questa caratteristica. Esatto. Io personalmente vedo spesso formaggio che va bene con i vini dolci. Tu sei d'accordo o sbaglio? Cosa pensi tu di questo? Io spesso, quando qualcuno tira fuori, se la bocca non si stracca, se non sa di vacca, esatto,
Io voglio tirare fuori o un verduzzo, un piccolito, qualcosa dolce, quel formaggio al fine del pasto. Cosa pensi tu? Che Sei va in pro o contrasto. contro? No, io penso, a parte come si diceva prima, no? Cioè, chi è uno che si eleva a dire cos'è la cosa giusta al giorno d'oggi? No, ma personalmente, diciamo, per come la penso io, nel senso come apprezzo io le cose, dipende sempre dalla tipologia di vino e dipende sempre dalla tipologia di formaggio, nel senso che adesso sempre di più apprezzo il fatto che un blu sia accompagnato a un vino dolce, come dici tu, cioè con un Roquefort, che è questi formaggi che hanno, diciamo, quasi una vena ammoniacale, ma non pressante, una cosa all'inizio, siano accompagnati a dei vini dolci che li attenua, se vuoi, no? Li equilibra e ti lasciano, attenuando la parte ammoniacale, ti lascia il gusto sia dell'uno che dell'altro in bocca molto persistente, quindi questa cosa qua mi piace molto. Mi piace molto il friulano, l'acidità del friulano, con un formaggio tipico di latteria, perché secondo me la parte lattica si sente molto, hanno le due cose, il grasso che è dentro ancora nel formaggio con questa acidità, ti rende un equilibrio fenomenale. Poi dovrei parlarti di vini rossi, però io con i vini rossi non ho molta dimestichezza, però insomma anche i vini rossi, per farti un esempio, con il formaggio di Malga, ad esempio con Pierluigi Zamò, che riconosco sempre come il mio mentore. Spesse volte abbiamo assaggiato i grandissimi vini rossi con dei formaggi di Malga importanti, magari con una stagionatura non minimo, insomma 8-9 mesi per apprezzare il formaggio di Malga, e questo ti dà molte soddisfazioni, secondo me. Insomma, la forma di Franta anche ha questa complessità che si abbina a dei vini dolci, come dici tu. Dipende, insomma, è un po' un'arte, no? Anche quello. Sempre perché volevo parlare anche di questo, perché io ho tante persone che ascoltano del podcast qui in Friuli, allora sanno che cos'è Format di Fran, però per qualcuno che non sa che cos'è Format di Fran, che è un presidio slow food, no? Era un presidio slow food, sì, adesso è diventato solamente uno dei più grandi formaggi che abbiamo in regione. Infatti, descrivere un po' questo processo particolare per fare il Format di Fran e anche il vino perfetto per quello. Allora, il Format di Fran mi tocchi in un punto un po', diciamo, particolare, perché tendenzialmente non è il mio formaggio preferito, anche se so che il nostro Format di Fran comunque è considerato uno dei migliori nella nostra regione, no? Ma per un semplice fatto, non perché siamo noi a farlo bene, per il semplice fatto che siamo tra gli unici, tra i pochissimi a farlo rifermentare durante il suo processo di trasformazione. Il formaggio di Fran viene fatto utilizzando formaggi di varia stagionatura, e una volta si utilizzavano soprattutto nel periodo estivo, comunque quando le vacche andavano in montagna, che producevano un latte che non era adatto a fare formaggi di lunga stagionatura. Ci vorrebbe, come ti dicevo prima, ci vorrebbe altre 3 ore per spiegarti come sono le cose, ma comunque questi formaggi qua che non sarebbero durati nella stagionatura dovevano avere una loro collocazione, ovviamente, perché non si poteva buttare via niente, e veniva utilizzato dei formaggi anche più invecchiati, venivano tagliati insieme, sminuzzati, appunto, frantumati questi formaggi, e poi messi insieme all'interno di un tino con l'aggiunta di pepe, sale, panna e latte. Ma fondamentalmente lo scopo del pepe era quello di dare sapore. Lo scopo del sale era quello di limitare la proliferazione batterica, soprattutto quella anticasificante, quindi insomma patogeni, eccetera. Lo aiuta, ma la vera differenza fra il nostro Format di Fran e quello di tanti altri è il motivo per cui ci metti dentro la panna. Noi lo introduciamo per dare da mangiare ai batteri, perché riparta una nuova fermentazione. Quindi lo lasciamo almeno 30 giorni, dai 30 ai 45 giorni a rifermentare, e in questo modo qua crea un po', non so spiegarti a te come funziona lo champagne, no? Noi siamo questo è il figlio povero dello champagne. Cioè, la seconda fermentazione. Esatto. La Però non viene frizzante. Non viene frizzante, viene forte ma non frizzante. Ecco.
Però ecco, la fermentazione ci vuole, perché la fermentazione è basilare per lo champagne, è basilare per questo formaggio qua. Invece molti prendono i formaggi, li mescolano con un po' di panna e te ne accorgi perché sanno di panna. Ok. Mentre in questo caso qua la panna è andata perché se lo sono mangiata i batteri, no? Quindi dopo 40 giorni il formaggio è pronto, 30-40 giorni il formaggio è pronto per essere mangiato, quindi poi ha una conservazione minima di 2 mesi, 3 mesi, ma può durare anche di più. L'abbinamento ovviamente è un grandissimo formaggio, un formaggio che ti dà la possibilità di esprimere una regione nel modo migliore. Qualità-prezzo secondo me è fenomenale, perché ne basta veramente poco per dare un'impressione importante, quindi lo puoi mettere come tra i migliori formaggi che hai, vicino a altri 2 o 3 formaggi. E l'abbinamento è un po' difficile, perché già lui è un po', diciamo, è un po' particolare, perché ha tanti sentori all'interno, no? Certo. Ha il pepe, quindi la nota del pepe, poi dopo ha formaggi vecchi, quindi hai la mineralità e sapidità dei formaggi vecchi, no? E hai la freschezza, morbidezza, però anche la latticità di quelli freschi, cioè è un mix. Ok. È un calderone dove c'è un po' tutto dentro, no? Che ci piace molto. Ovviamente tutti i vini dolci ci stanno benissimo, e un produttore non italiano ma sloveno sta utilizzando tantissimo all'interno delle degustazioni, che è Kristiancic Movia. Ok. E lo stanno utilizzando per fare degustazioni con i loro vini, quindi leggermente macerati, importanti. Li tiene bene, ecco, diciamo così, ha una buona. E poi alcuni rossi, non tutti, ma alcuni rossi sì. Alcuni rossi più strutturati, meno strutturati. A mio avviso comunque devono avere un po' di struttura, perché sennò, cioè, non fai una degustazione, fai solamente un assaggio di forma di Frant, no? Quindi devono avere una struttura, devono avere comunque un tannino da importante. evitare Schioppettino Pinot Nero e vai verso Refosco Pignolo. Beh, allora secondo me comunque se c'è un po' di tannino, che non sia un tannino verde, ma che sia magari un tannino maturo, cioè ci sta, no? Comunque, quindi più che il varietale io andrei a vedere un po' la maturità del prodotto. Sì, non ci sta con dei tannini freschi verdi, cose lì, perché sono troppo acidi, cioè, troppo taglienti. Sì. In quel senso. E tu puoi rispondere o non rispondere, possiamo sempre tagliare questo, ma perché c'è un po' meno entusiasmo per formaggi Frant per te? No, personalmente perché mi piacciono dei sentori, cioè mi piace esprimermi attraverso dei sentori diretti, no? Unici, cioè 2 gusti, il dolce, il piccante, però ecco, quelli li considero dei formaggi, oppure che a strati, magari c'è i formaggi a crosta fiorita, quelli che hanno la crosta bianca, all'inizio li mangi sulla crosta, hanno un gusto, poi dopo all'interno ne hanno un altro, però è molto definita la cosa, no? Invece il formaggio di Frant è una scoperta ogni momento, ogni secondo, cioè sì, ovviamente si cerca di avere la cuve costante durante il periodo, però ci arrivi poche volte, insomma. E poi dentro, insomma, hai questo pepe, correggimi se sbaglio, forse il Frant è un pochino più costruito e meno artistico, l'arte della fermentazione e l'invecchiamento di una forma di formaggio è un po' più, non so, artistico, un po' più diretto, puro, si può dire forse. Correggimi se sbaglio. No, ma non è, sicuramente non è sbagliato quello che hai detto, anzi, per quel che mi riguarda è semplicemente, la ritengo comunque una forma espressiva, se è fatta come ti ho detto, se non è i residui del frico che li metti insieme e dici, cacchio, ho fatto il frico, adesso li metto insieme e li vendo così, perché non quella roba lì. Se è fatto bene, comunque se tu ci pensi, c'è l'arte del cuvée, quindi cioè assemblare
io assemblo più o meno ogni volta una quarantina di forme differenti. Mm-hmm. E ogni forma ha cioè, la sua stagionatura, il suo gusto, piccante, meno piccante, dolce, pasta morbida, pasta compatta, eccetera. Quindi questa cosa qua comunque è molto cioè riuscire a beccare l'equilibrio è veramente difficile, no? Se poi ti esce fuori un prodotto come lo vuoi, sicuramente è espressivo. Per me è semplicemente il fatto che, come ti dicevo prima, cioè se l'avessi, io non avrei mai inventato. Ok. Io un formaggio di questo tipo qua non avrei mai inventato. Ecco. C'è un tipo di formaggio che non hai mai fatto, che vuoi fare? O che vorrei fare? Non so se è stato non lo so, il Munster, qualcosa fortemente puzzolente che mi piacerebbe fare un formaggio così. Non lo so. No, beh, allora, ti dico solo che ce ne sono già 3 in cantiere. Sì. Quindi intanto vediamo questi, dopo alcuni che non riesco a fare per motivi per motivi di logistica, forse sì. Tipo croste fiorite, magari mi piacciono molto, però non riuscirò, cioè è difficile farle, a meno che non prenda qualcosa apposta. Ok. E poi anche perché sei in un territorio che ovviamente sì, sei un po' staccato da quello che sono le richieste del consumatore del comune magari, ma comunque devi far fronte a quello, insomma, devi pagare le bollette con quello, per cui tu puoi fare un formaggio fighissimo, poi dopo se non te lo prendono rimane lì, no? Il formaggio. Devi mangiarlo tu. Sì, quindi non è una cosa bene per la mia salute. E che un formaggio che vorrei fare, come ti dico, adesso sto sperimentando tanto, vorrei sperimentare qualcosa di fusion e sono sicuro che comunque prima di finire la mia carriera all'interno di questo mondo la farò utilizzando i fermentati, il latte e i fermentati però diciamo di altra natura, insomma sì, tipo miso o cose del genere, queste cose qua sto utilizzando in varie fasi di stagionatura del prodotto, no? Poi insomma tutta la linea vegana anche lì sarebbe un capitolo enorme. Ok, ti ho tenuto qui tanto tempo e tu vedi avanti che c'è questo cavolo e solitamente ho delle domande un po' strane per i produttori di vino, allora non ti dico di pescare di quello perché sarà qualcosa di un vignetto o di un cantina, però devo scegliere almeno uno di queste domande strane che ho inventato per te. Allora, se il tuo formaggio potesse parlare, cosa direbbe dal latte da cui è nato? Sarebbe, secondo me, se potesse parlare, lo farebbe tipo in una lingua nobile. Lo farebbe in latino, oppure lo farebbe sentendosi comunque privilegiato, ecco, in qualche modo. Con un grosso orgoglio di essere arrivato lì e quindi parlerebbe insomma, in modo penso un po' forbito anche, cioè riuscirebbe a tirar fuori molte cose perché ha molte conoscenze, perché è fatto di molte caratteristiche e comunque pulito. Cioè, nel senso, la nobiltà quella intendo, no? La nobiltà d'animo, quindi molto signorile. E se tu potevi abbinare i tuoi tipi di formaggi con una genere di musica o di un album, un artista musicale, cosa potrebbe essere? Qua Per esempio, latteria, che tipo di musica è la latteria? la latteria secondo me è più Blue Beatles, una musica un po' così scanzonata, un po' orecchiabile, però allegra. Quindi sì, a me piaceva tanto Giuliano Palma al tempo, quindi tipo
Non so se hai mai sentito parlare. Forse sì, ma non ricordo. Ok. Allora un tipo di easy listening pop molto orecchiabile, molto ritmata. Ok. It's got a good beat, you can dance to it. Come si dice in inglese, no? Per gli altri generi di musica, questo fatto nella caverna, questo che abbiamo assaggiato. Questo è Cristiano De André. Cristiano De André. Perché? Questo è Cristiano perché è introspettivo, perché ha tutto quel cantautore proprio. Ok. E quindi c'ha quell'anima triste, però che ti fa pensare anche alle cose veramente importanti nella vita. Questo è lui. Cioè, è assolutamente lui, non ho neanche un momento di esitazione a dirti no, la cosa, no? Mentre la Malga, sai, è più stile, non so, Society di Into the Wild, che c'era la colonna sonora di Into the Wild di Pearl Jam? No, Into the Wild. Di lui, non di Pearl Jam. Sì. Eddie Vedder. Oh, ok. Sì, è proprio quello, cioè non me ne frego altamente del mondo, vado avanti per la mia strada. Ok. Vado avanti e me ne frego, insomma, di quello che fate voi, che andate nei supermercati a comprare le cose, continuate, spendete il vostro tempo per pagarvi quelle cose lì, io invece spendo il mio per crescere qua, insomma, per continuare a vivere. Bene. Se riuscirò a vivere, se no pazienza. Se non riesco a vivere non c'è motivo per preoccuparsi, quello. E sono quelli, insomma, fondamentalmente quelli che caratterizzano questi prodotti qua. C'è un po' di allegria da qualche parte c'è riflessione, molta riflessione nei prodotti. C'è un odore della latteria, della produzione del formaggio che ti fa una memoria particolare che c'è. Quando lo senti, quello viene trasportato in un posto, un luogo, davanti a una persona. C'è qualche... È il siero. Il siero? Ok. Sì. E dove ti porta? Tendenzialmente l'ho sentito tante volte, per cui l'ho attaccato tante volte. Cioè sono dei patch nella mia anima che hanno attaccato questo odore qua, quindi dipende un po' da com'è la giornata, dipende un po' da come sono i profumi. Qualche volta lo associo al fumo, quindi alla malga. Ok. Perché è stata la prima cosa che ho trasformato in vita mia. Cioè, avevo 9 anni e mio zio mi lascia davanti alla caldaia e ha detto, boh, io torno fra 2 ore, vedi di fare la ricotta. Questo era il metodo di insegnamento di mio zio. Ok. E quindi sei lì, insomma, un po' preoccupato. Però, insomma, sì, questa cosa qua, oppure il siero semplicemente quando ti svegli la mattina, vai a lavorare, insomma, poi magari hai i tuoi cazzi, poi dopo alla fine di aver tolto il formaggio che sei un po' più tranquillo, perché la ricotta è l'ultima cosa che togli alla fine, dopo ha una temperatura elevata, ovviamente inizia a sprigionare dei profumi particolari, e per cui, insomma, ti ricordi fondamentalmente... ti si allieva la giornata. Ok. Ti rende un po' più leggera la giornata. Ecco. Ok, quella sensazione. Sì. Ok. Sembra la fine della giornata. Sì, comunque sei arrivato a un buon punto. Okay. Ti dai la pacca sulle spalle. Bello. C'è qualcosa che non ti ho chiesto, qualcosa che volevi esprimere che non ti ho chiesto? Perché questo è una nuova frontiera per me, perché non sono un esperto di formaggio, però è stato veramente un piacere passare un po' di tempo con te. Però forse ho dimenticato di chiedere qualcosa fondamentale. Dimmi tu. Allora, intanto hai dimenticato sicuramente di chiedermi qualcosa di fondamentale, sarà uno dei motivi per cui dobbiamo rivederci la prossima volta. Perché se non abbiamo più motivi di cose fondamentali da chiederci, non ci rivediamo più, no? Io stimo tantissimo te, mi piace tantissimo parlare con te, appunto, in questi discorsi. Piacere tutto mio, ma mi piacerebbe, ma tu sei ovviamente ancora con letteralmente i mani nel pasto. Sì. E allora... posso venire da te una volta quando stai lavorando solo per vedere
Assolutamente. Sì, non ti rubo tutta una giornata solo per non puoi. vedere, no, non posso, solo per vedere il lavoro che fai, questa arte che tu fai con i tuoi mani. Mi piacerebbe osservare questo processo. Adesso stiamo studiando il venerdì mattina per tutte queste cose qua, insomma, fa una lavorazione un po' più tranquilla, quindi sono tanti che mi chiedono di poter passare. Ok. Noi in azienda abbiamo il punto vendita e mentre si è a fare il punto vendita abbiamo la possibilità di avere un corridoio in cui ti collega alla stanza di trasformazione. Allora venerdì mattina. Sì. Stai sviluppando o già in pratica? No, sto facendo. Stai facendo? Sì, sto facendo. E dove una persona può andare per vedere il punto vendita? Il punto vendita siamo a merito di capitolo, aperto i giovedì, venerdì e sabato. Ok. E a fine mese ripartiamo anche col gelato, eccetera, quindi uno mentre si mangia il gelato magari può venire a vedere anche il gelato. Sì, può venire a vedersi la fase produttiva, ma soprattutto il venerdì mattina dalle 9:30 fino a mezzogiorno e mezzo ha la possibilità di assistere, insomma, alla fase della trasformazione. Poi dopo non sempre la stessa, ovviamente. Ok. Bello. Ok. Noi ci teniamo in contatto. Ok. Io non vedo l'ora di venire per un po' per vedere tu all'opera. Perfetto. Ok, Michele, grazie tantissimo, è stato un a piacere. te, grazie anche per condividere un assaggio. Io mangio questa l'ultima fetta. Sì, mangia anche tutti e due, ti ho lasciato un po' di cose. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi e ai nostri ospiti per essere stati con noi alla Taverna. Seguirmi su Instagram alla Taverna Podcast e su Facebook alla Taverna Friuli. Non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al podcast su Spotify, Apple Podcasts e YouTube. E se vi piace il podcast, lasciateci una bella recensione di 5 stelle sulla vostra piattaforma preferita.